Buonasera a tutti, visti voi, te nuova de oggi, di Binnichi, domenica, dai su mese evreaglio 2025, vesese, siamo in Carrasecare, visti che su la missa è 26, stasera va appuntamento importante, poi lo vediamo. Intanto diamo una cratedda a Sadia de oggi, che è anneulata adesso tutto, bambina su un arco e chelo, in fondo che sidete, che sa fotografia, in ocche, però Bessaneu che va che vide spacco. Andiamo da una fotografia posa corso che non casar che lo sidete, muovete praticamente dai muro muro, in cardi abbinare da sopra. Bene, vediamo se te diano sacche toglie. Abba viene a mezzodie, poi serate un pacco, poi tornata a proere un attimo pacco a salvato alle ortedie e poi serate insomma ma resta coculato. Da che grado temperatura massima, 6 grado temperatura minima. Vediamo scral lunedì. Pacco posa manco che a oggi insomma una proitè della che da San 9, poi si spennet e tornata a mezzodie, si spennet e tornata dai Salduasa a Sastrese e ora adesso al Battolo pesa su vento, tanto può cambiare, 2 gradi temperatura massima, 7 gradi temperatura minima. Bene, amos un toccamento e dolu, amos de Mariedo de Burtigali, a 76 anni, non è da un toccamento del familiare, sinché il morto Mario Sanna, con notto Mariedo de Burtigali, companzo di Pizzinia, che hanno a Casari, in parenne dai su babbo, non siamo un poco perdito, che hanno lasciato la vita, isse poi carabinieri e dopo studiare. Restate sicuramente pro sempre. Addio Maria. S'interro è il lunedì 6 che Devreaglia a Sasonnica e Mesa in Sacrega di Santa Maria degli Angeli in Burtigali. Condolenze e pazienza a sa famiglia tutto da parte dei Bizzi TV. Bene, colamos appuntamento di oggi. Cominciata a schimbe, ma hanno raccomandato di non bon che ponere linee da essa al 2 o da essa a 3, chi Salgianna Sabirni ha salvato le mesa, che hanno bisogno di essere liberi, insomma, che si spazio, che vanno l'attrezzatura da sistemare, da montare e quindi a che entrare a ora. Oggi è domenica, Binniche d'Evreaglio, Festival dei ragazzi, carnevale parrocchiale praticamente, Teatro Ariston dalle ore 17, organizzato da Achimus. E poi è pure la musica dal vivo delle Probania Bands. Andiamo a los eventos, ecco, iremos a Spartitas sabato 21 e quindi in questa ultima, cioè in questa domenica non vinnata, Partitas, 20ª giornata, 20. Partata Lolese, sabato 21 e poi domenica 22 Bittese e Silanus giocano in bizi. Bene, vediamo un altro evento che mi hanno comunicato, Gutenberg, replica 15 febbraio 2025, ore 9, domenica 15 febbraio, ore 9, a San 9 de oggi, insomma, vabbè, 9 crase, scusate. No, de oggi, domenica oggi, sì, de oggi. Mi l'ha mandato un po' in ritardo. Ideato e condotto da Roberto De Liu,
con Walter Vercellio, però i 19, quindi vabbè, non va proprio dato io. Comunque, la ponata che ne dai a toccamento, magari è possibile vedere pure una replica, altra replica, insomma. No a polesio venezuelano, mi dispiace, poi ti scusa, ma anche in tutti svacche hacche. La nuova, prima pagina, noi ai boss mafiosi nelle carceri sarde, l'ex ministro attacca Nordio. No ai boss mafiosi nelle carceri sarde. L'ex ministro attacca Nordio. Intervista a Pisano, decisione gravissima, giusto opporsi al rischio di contagio criminale. E legai est, insomma. La pioggia riempie gli invasi, addio siccità, l'assessore Piu narra 9 bacini al 100%. Abbiamo scorte per almeno 2 anni. Prima in sprangenne miseria e Michele, e invece come binnamus in prusu, in abbondanza, ma in prusu. Grazie a Delenda, perenne modernità, il capo dello Stato a Nuoro celebra il centenario del Nobel alla scrittrice. L'anniversario, l'abbraccio della Sardegna a Mattarella, apprezzo il contributo della città al paese. Energia verde, bollette rosse, l'isola conta i danni, meteo una maledizione. Ciao Antonio, il mare ti sia lieve, se non sai dare del sfovito, sono morto in mare, e poi vamo un attimo del Bruno Vespa, se Meloni scende in campo. Questa sa prima pagina, poi va caricata la cosa, questa addirittura una cosa del gruppo del Papa Francesco. Allora, faremo cadere il Papa, il piano di Bannon, ex consigliere di Trump, nelle mail inviate ad Epstein, cioè praticamente in incherca di incastrare su Papa in una macchinazione insomma, omosessualità minorile e sacrea. Allora, io che amo statale 131 di CN a Prato Sardo, galleria e cantiere, cioè io che non la gabban pruso da martedì prossimo sulla statale 131 di CN apre un altro cantiere. A partire da martedì prossimo saranno avviati i lavori di ammodernamento della galleria Prato Sardo a Nuoro. Gli interventi si svolgeranno per fasi. La prima fase riguarderà l'ammodernamento del ramo della galleria in direzione Olbia, con la deviazione del traffico nella carreggiata in direzione opposta, dove vigerà dunque il doppio senso di circolazione. Già dei gai, già dai paiome da qualche mese. Il restringimento sarà in vigore inizialmente nel tratto compreso tra il chilometro eccetera eccetera. I tempi si annunciano lunghi, la conclusione dei lavori, secondo quanto si legge in una nota diffusa dall'ANAS, non avverrà prima dell'estate del 2027. Cioè, vabbè. Posada, allora provincia, richiesta del consigliere al DG Trotta, al dirigente del SSL, a Posada e Torpè in tanti senza medico. Fresu, cui serve un secondo Ascot. Il consigliere comunale di Posada e provinciale di Nuoro, Giorgio Fresu, ha scritto al direttore generale dell'ASL, Francesco Trotta, per chiedere l'attivazione di un ulteriore ambulatorio Ascot a servizio dei cittadini di Posada e Torpè, che hanno recentemente perso per cause diverse 2 medici di famiglia, uno per ciascun paese, una situazione che ha lasciato circa 3.000 pazienti senza un medico di base. E gai tutto canto semus. Namura da innantisi, emergenza idrica nelle scuole, parte l'operazione cisterne. I 220.000 euro della regione sono ora nella disponibilità del comune. L'ente affida il progetto per acquistare e adeguare diversi serbatoi. Dopo i dati diffusi dall'OMS
Sull'importanza dei controlli, piano screening, ASL rilancia la campagna di prevenzione. E allora, ecco qua, questo è importante, dopo i dati diffusi nei giorni scorsi dall'Organizzazione Mondiale della Salute sull'importanza della prevenzione e di stili di vita salutari, la ASL rilancia con forza l'invito ad aderire agli screening promossi dall'azienda sanitaria nuorese, totalmente gratuiti, senza pagamento di ticket e senza necessità di ricetta medica e accessibili in ogni periodo dell'anno. Lo studio diffuso dall'OMS rivela infatti che nel 2022 circa il 37% di tutti i tumori diagnosticati nel mondo erano attribuibili a cause prevedibili, tra cui fumo, consumo di alcol, infezioni, obesità, inattività fisica e inquinamento. Il messaggio importante che emerge da questo dato spiega il direttore sanitario della SL3, Angelo Zuccarelli, è che quasi 4 diagnosi di tumore su 10 potrebbero essere evitate intervenendo sui principali fattori di rischio. E va bene, bisemus. Importante questa cosa. Violenza, la prevenzione in primis, nasce un laboratorio permanente, lenzuola bianche alle finestre, oggi la protesta contro il DDL Buongiorno, che praticamente ha eliminato consenso e abbiamo posto su questo dissenso, insomma. Un libro manuale per imparare il sardo. Papyrus apre il catalogo 2026 con un testo sui giorni, sui mesi e sulle stagioni. Domenica, oggi, settimo giorno della settimana, domenica in sardo, dimanche in francese, domingo in spagnolo, Sunday in inglese, Sadie 7, de Sakida, bene, dai, sul latino, dies, dominica, diede Susennore. Così scrive Diego Corraina nella sua nuova uscita Papyrus che apre le pubblicazioni del 2026 sul libro meu Dies meses staiones de Sannu è il titolo dell'agile volumetto illustrato da Agnese Leone, giovane artista di Cagliari, scoperta qualche anno fa proprio dalla casa editrice nuorese che è ora approdata sul panorama continentale con una serie di lavori per la collana Storie della Buonanotte. Bene, complimenti. Ecco, questo è sul libretto sul libro mio Dies meses staiones de sanno, tutto di Diego Corraine, testo di Diego Corraine e figura da De Agnese Leone. Complimenti Diego, sempre in azione. Puoi votare per questa ballerina, la truffa viaggia su WhatsApp, sta arrivata pure a me, da un amico, addirittura ingegnere, poi da un ingegnere collega mio, ma sta arrivata a Gianni, che puoi votare per questa ballerina, che è una truffa, io, vabbè, appunto, un po' giù diretto, già non mi sono posto a votare. Chi cade nella trappola consegna la chiave d'accesso al proprio account, potete iscrivere. Il messaggio è sempre uguale, cambiano solo il nome o pochi dettagli. Ciao, puoi votare per Federica? È la figlia di una mia amica, sta partecipando ad un concorso di danza e con il suo voto può vincere una borsa di studio. Non è che lui la ingete ballane, non la ingete che su voto balla lui qualsiasi. Non costa niente, basta un clic qui e di seguito il link. Oppure, ciao, se ti va potresti dare un voto a Francesca, si tratta della figlia di amici cari e per lei sarebbe davvero importante. Il premio è un corso di danza gratuito. E poi il solito link, il trucco che può trarre in inganno è il mittente del messaggio. Si tratta di un familiare, di un conoscente, di una persona comunque di fiducia, il cui numero di telefono è memorizzato in rubrica e che usa un tono rassicurante e suscita empatia, quanto basta per abbassare le difese della vittima pronta ad assecondare
quella che appare come una innocente richiesta, ma è proprio qui che scatta la trappola. La truffa, si tratta di una truffa, la truffa della ballerina che ritorna a girare dopo un anno circa di assenza e in onda le chat di WhatsApp, insieme ad un'altra, la truffa del dentista con il mittente, anche in questo caso un amico o un conoscente che chiede un prestito per pagare le cure mediche. Tante persone purtroppo ci sono cascate. Conviene di fare una buona azione, aiutare un amico in difficoltà o un giovane talento a inseguire il suo sogno. La finta ballerina è una truffa molto pericolosa perché una volta cliccato sul link l'utente viene indirizzato su una pagina web che imita graficamente una piattaforma ufficiale di votazioni. Per confermare il voto, il sito richiede l'inserimento del proprio numero di telefono e subito dopo di un codice ricevuto attraverso un SMS, inserendo quel codice che in realtà è il codice di verifica di WhatsApp. Si consegna ai criminali la chiave d'accesso al proprio account. In pochi istanti il legittimo proprietario viene disconnesso e perde ogni controllo dei propri dati e dei propri contatti. Significa che lui stesso diventa a sua volta un truffatore, ovviamente a sua insaputa. Potete scrivere un casino niente. Oh, yeah. Non birughettas. Le dighe sarde di nuovo piene, più narata, scorte per 2 anni, forse 3. Dal 10% medio di novembre ai valori massimi, il nord-ovest non avrà restrizioni. Mulargia Cagliari quintuplica in un mese. Mulargia, la diga di Mulargia. In un mese. Bidiginzu e Cuga quasi al massimo. Potete scrivere no, che abbiamo tutto il Nickel, di Gasprena, tutta la percentuale, 70%, 87, 87, 70, 65%, eccetera, eccetera. La cantoniera guida la svolta dell'acqua, dal rischio crisi a riserva strategica, il secondo bacino d'Europa, a breve il collaudo per aumentare la capienza. Se c'è un luogo simbolo della svolta idrica in queste settimane è Cantoniera, la grande diga sul Tirso, una delle più importanti d'Europa. Oggi è il termometro più chiaro del cambio di scenario, dall'emergenza alla prospettiva di una riserva stabile per i prossimi anni. E va bene. Non si lega bene, quindi non posso così la lega. I boss devono restare a casa loro, no ai centri di contagio criminale. L'ex ministro Beppe Pisanu, duro con Nordio. Decisione grave e unilaterale, ma dice no alla piazza. Il Consiglio regionale faccia pressing sul Parlamento. Ma la piazza renne voto, sono al gallo compreso, ho Pisa, mica bisogna di stato tu. Tra appelli alla mobilitazione e silenzi imbarazzanti e forse anche imbarazzati, il trasferimento dei boss in regime di 41 bis nelle carceri sardi continua a dominare la politica isolana. Da una parte il governo che senza un coinvolgimento alcuno della regione ha deciso di spedire nell'isola circa 240 esponenti della criminalità organizzata, dall'altra la regione che, capitanata dalla presidente Alessandra Todde, annuncia la mobilitazione contro la trasformazione della Sardegna in un'isola carcere. Su questo tema interviene Beppe Pisanu che, dall'alto della sua esperienza e del suo curriculum, ministro dell'Interno, presidente della Commissione Antimafia, è durissimo. Una decisione del ministro Nordio, ma non ritiene che la mossa giusta per contrastarla sia l'appello alla piazza di Todde. Ma a che te mazzine, a che te appel. Intanto intervenuti Marcello Fois, capitale Lateralia, possibile Caienna.
Caro Presidente, benvenuto a Nuoro. Questa piccola città è un centro, il cuore geografico di un'isola che è a sua volta centro del Mediterraneo, quasi a dire che a ben guardare nessuna periferia è veramente una periferia fino a quando non viene considerata tale, o peggio, non finisce per considerarsi tale essa stessa. Un sentimento di svalutazione anche interno, giustificato alle continue ragioni sbagliate per cui questo intero territorio assurge all'attenzione dei media, ieri come oggi, quando per esempio se ne ricorda preferibilmente il numero di briganti e banditi anziché i tantissimi soldati e tutori della legge offerti all'intera nazione. Non devo certo ricordarle con quanto sangue innocente è stato firmato il nostro certificato di residenza in questa nazione, ma un diffuso sentimento di svalutazione può essere giustificato, per esempio, dal dover accettare di essere considerati terra di punizione, Caienna del 41 bis, o dall'essere considerati solamente spazio di vacanza, non più territorio integro nella sua varietà, ma ridotto ad un anello littorale senza interno, con la conseguente costante umiliazione di tarare il nostro calendario e le nostre opportunità di spostamento dall'isola al continente sui tempi della stagione turistica. Ebbene, caro Presidente, è importante che finalmente lei sia venuto a visitare e rendere il giusto omaggio ad una capitale, ma va. Perché Nuoro, nella immensa geografia della letteratura, è una capitale, un centro nevralgico, una città Nobel, un punto ineludibile. Sarebbe facile dire che il Nobel a grazia dell'Edda ha creato Nuoro, ma forse è ipotizzabile che per grazia ottenere un premio di questa caratura sia dipeso anche dall'essere nata non tanto distante da oltre ora noi ci troviamo a celebrarla. Grazia non è stata un caso. Alle donne di oggi potrebbe ricordare cosa ha significato nascere in un mondo in cui l'istruzione non era un diritto e non lo era soprattutto per le femmine. È storia che grazie alla quarta elementare la fece 2 volte proprio perché è cresciuta in un ambiente progressista. Il padre era stato sindaco, dove erano quotidiane rogatorie di cittadini comuni per l'ingiustizia e sperequazione e insomma, va bene. L'articolo è interessante, ma intanto damos un'ora su Cagliari, la difesa con Mina e Rodriguez, il Cagliari si affida al Sud America, arriva il Lecce e Crasa, la squadra col peggior attacco del torneo, vabbè, insomma, però viene caricato, non è che pensano de gai tanto per destempus. Allora, niente reagenti, stop alle analisi, la sanità test è sempre allo sbando, a Santissima Trinità, a SL8 si fermano gli esami del sangue. Il registro dei tumori è stato riavviato, neanche a Tora, Frau, uniti per Tode, ricostruzione del gruppo tecnico regionale, ripristino della regia unica, il data center è il centro di raccolta dati regionali che la precedente giunta aveva trasferito in Ares, è stata invece riportata nell'assessorato alla sanità, cioè sempre Zutta Todde, raccolta dei flussi dalle aziende sanitarie, recupero dei dati, delle anatomie patologiche, sono i punti principali del processo per l'istituzione in Sardegna del registro tumori, come spiega Giuseppe Frau, vicepresidente del Consiglio regionale, che un anno fa aveva presentato insieme con i colleghi Sebastiano Cocco
e Valdo Dinolfo una mozione sul tema, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Vabbè. Vediamo. M5 Stelle abruzzesi contro Shael sul nuovo direttore generale della sanità, cioè praticamente Tolle che ha avuto questi Shael, naturalmente in quota M5 Stelle, si usa Gai in un onestà, niente clientelismo, però insomma sul clientelismo si pratica tanna sempre bene, insomma, posso spartito. Ci auguriamo che dopo il fallimento in Abruzzo e dopo essere durato poco più di 6 mesi in Piemonte, il direttore Shael non produca in Sardegna gli stessi danni che ha fatto nella nostra regione. Sì, ma este 5 Stelle, però commenta chi te a lo criticare, insomma, dai, aiuto, siate serio. Quando arrivò alla guida della SL, Lanciano Vasto Chieti, il disavanzo era di circa 13 milioni di euro. Alla sua uscita superava i 60 milioni. A puntare il dito contro il manager di origine tedesca, appena indicato direttore generale della sanità nell'isola, sono i compagni di partito di Alessandra Todde, il capogruppo M5 Stelle del Consiglio regionale abruzzese Francesco Taglieri. È intervenuto ieri dopo le congratulazioni arrivate a Shael dal presidente Marsilio di Fratelli d'Italia. Marsilio farebbe bene a occuparsi della regione che governa invece di cercare scorciatoie per dimostrare solo nella sua testa che chi ha affossato insieme a lui la sanità nella ASL2 non sia poi così male. Noi gli auguri non li facciamo a Shael, ma li facciamo alla potente Todde, nella speranza che riesca lì dove Marsilio ha fallito. 2 giorni fa il governatore dell'Abruzzo aveva detto che la competenza del manager di origine tedesca è un fatto che parla da sé. Sono convinto che la presidente Todde abbia fatto un'ottima scelta. Se è curioso che su Shael la governatrice sarda la pensi in modo diametralmente opposto rispetto ai pentastellati abruzzesi, lo è pure la diversità di vedute di Marsilio rispetto ai meloniani sardi. Le precedenti esperienze del manager sembrano non deporre a suo favore, aveva fatto notare venerdì il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Paolo Truzzu. Però, siccome l'ha deciso la Presidente, e il De Gai, tanto non ha azzeccato uno in poso, uno in manco. Ancora maestrale e piogge, l'isola nella zona cicloni, il meteorologo, tempeste di tipo autunnale, il mare è troppo caldo. Però sono negazionista, Naranchino e il Gai. Vento e mareggiate, allarme a Bosa. Malati e anziani senza corrente elettrica da giorni. Custestino Gliastra, oi oi. Bene, i costi degli impianti nella bolletta dei sardi, la denuncia degli attivisti, nel decreto del governo, un regalo alle multinazionali, pale eoliche e distese fotovoltaiche graveranno sui conti delle famiglie. Il presidio pronti ad opporci. Legge antistupri, protesta nell'isola con le lenzuola. Dopo l'appello lanciato dal Laboratorio Permanente di Nuoro, l'associazione Noi Donne 2005 invita i cittadini e organizzazioni a mobilitarsi in tutta la Sardegna per difendere un principio fondamentale. Senza consenso è stupro, però la legge comunale mi deve dare il dissenso. Per la giornata di oggi l'associazione chiede di esporre su finestre e balconi un lenzuolo bianco e fare una foto ai cartelli con la scritta senza consenso è stupro, da diffondere sui social con l'hashtag senza consenso sempre stupro. Domenica 15 febbraio, ricordare il trentennale della legge sulla violenza sessuale che ha riconosciuto lo stupro come reato contro la persona e non più contro la morale.
si legge in una nota. Purtroppo, a fine gennaio, la Commissione Giustizia del Senato ha approvato a maggioranza il testo che riforma il reato di violenza sessuale e il testo proposto da Giuliana Bongiorno che modifica quello approvato alla Camera all'unanimità a novembre. Viene introdotto il concetto di volontà contraria, cioè del dissenso, quindi, ad un rapporto sessuale al posto di quello di consenso libero e attuale, un pericoloso e inaccettabile arretramento si legge ancora nella nota. Dover dimostrare il dissenso significa proteggere chi stupra e colpevolizzare chi è vittima, da cui la mobilitazione del laboratorio nazionale Consenso Scelta Libera, composto da varie realtà della società civile. Perfettamente d'accordo, complimenti per questa iniziativa. Board per Gaza, l'Italia parteciperà tra gli osservatori. La sera di Trump, praticamente questa che sa colovra, piano piano, finché sa canne, insomma, poi no, andare contro su Deus suo, la scelta del governo per superare le limitazioni della Costituzione. Oh, aderire ancora non è possibile, ma l'Italia parteciperà alla prima riunione del Board of Peace per Gaza come paese osservatore, uno status che potrebbe suggerire di non schierare la Presidente del Consiglio, ma il Ministro degli Esteri Antonio Tajani o un esponente di governo di rango minore. Ma Rubio tende la mano, tra Europa e USA decolla la tregua. Non sarà un idillio d'amore, ma a San Valentino sboccia la tregua tra Europa e USA, perché Marco Rubio, nel suo atteso discorso alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, tende una mano al vecchio continente. Washington vuole che l'Europa sia forte, perché il nostro destino è intrecciato al vostro, ha spiegato il capo della diplomazia americana, rassicurando i leader della platea bavarese sul fatto che gli USA cercano di rivitalizzare l'antica amicizia transatlantica. Parole accolte con sollievo, ma anche con cautela dai leader convinti della necessità espressa a Monaco da Ursula von der Leyen di proseguire in un percorso di un'Europa più indipendente nella sua sicurezza. Uno che sai, noi non sai naglio. Bannon Epstein trappola a Papa Francesco, abbaita tutto su chi in ordine questo miserabile. Dai file decretati emerge la proposta di produrre un film dal libro sui gay in Vaticano. L'ex consigliere di Trump chiese aiuto al finanziere per incastrare Bergoglio. Pensate un pacco. Faremo cadere Papa Francesco dai fratello. Dagli Epstein File spuntano nuovi elementi che svelano le trame cospirative dell'ex consigliere di Donald Trump, Steve Bannon, nei confronti di Papa Francesco e del suo pontificato. Gli scambi di Bannon, notoriamente su posizioni sovraniste e iperconservatrici, con Jeffrey Epstein, a questo proposito sono diversi, ma stavolta emergono persino contorni di una tentata maxi operazione di infangamento nei confronti della Chiesa guidata da Bergoglio. 5 paesi accusano Putin, avvelenò Navalny. Insomma, noi che qualcuno non ha dubbio che l'hanno avvelenata appositamente. Pare che l'hanno avvelenato che non un veleno che ha occato una tossina da una rana. Una tossina tanto rara quanto micidiale, estratta da una minuscola rana che vive in Sud America. 5 paesi europei accusano il Cremlino di aver ucciso Alex Navalny con questo veleno letale. L'epibatidina, che si trova sulla pelle delle velenose rane freccia.
la Russia di Vladimir Putin aveva i mezzi, il movente e l'opportunità di somministrare questo veleno. Denunciano Gran Bretagna, Francia, Germania, Svezia e Paesi Bassi, che dicono di basare le loro conclusioni sull'analisi di campioni del corpo dell'oppositore russo Navalny, morto 2 anni fa nel carcere siberiano sopra il circo polare artico in cui era detenuto. Era stato condannato a 19 anni di reclusione per accuse di estremismo, considerate inventate di sana pianta per colpirlo, e aveva più volte denunciato di essere vittima di soprusi e in prigione. E però tutto lo pupazzo sputiniano, zio Putin lo chiamano proprio confidenzialmente. Oh, yeah, yeah. E vabbè, andiamo a tancare, non mi che gli avventurare in considerazione. Dimolo da salutare chi ha salutato. Buongiorno Ciriaco e buona domenica a tutti. Grazie Ciriaco, buona domenica a te pure e a tutti che stanno ascoltando come e la vanno a ascoltare in podcast, cioè no, ma è compreso te che renare comunque una ragai in Rai 3 che si può ascoltare prima e poi in podcast, e quindi poniamo il podcast e comunque mezzo che potete ascoltare pure dopo Bizzi TV. E va bene, a poter contare un altro conto per noi così sa che è su miracolo beste Santa Sofia, cioè se qualcuno di voi l'iscritti sa che è su miracolo basta un statua di Santa Sofia, me lo potete comunicare, insomma. Grazie a tutti, poniamo la sigla di tancatura, ecco qua, è già partita. Mi raccomando, su Cinema Ariston non arrivete prima di Salvatore Mesa, che non può fare che entrare, il portone a bere tacco. A menzo vedere di buona tutto dai Bizzi TV, adiosu e menzo a casa. Tancamo.